L'architetto Massimo Follesa, portavoce del Covepa, Comitato Veneto Pedemontana Alternativa. Ecco, vogliamo intanto che lei ci racconti sulla Pedemontana, appunto, sulla Pedemontana Veneta, la genesi, poi arriveremo all'argomento del giorno, però vorrei che ci raccontasse da cronaca come nasce la Pedemontana Veneta e con quale obiettivo. Beh, è un progetto che nasce molti anni fa, direi quasi un trentennio fa, diciamo, nelle logiche programmatorie della Regione Veneto. Parlava di un percorso pedemontano veneto. Da lì abbiamo progettato e costruito una serie di strade provinciali. Ne cito alcune, la Gasparona per esempio, oppure la tangenziale di Montecchio. La Gasparona per esempio, la nuova Gasparona collegava Tiene con Bassano, e all'interno di questo disegno, alla fine degli anni 90, il governo istituisce Pedemontana Veneta come progetto finanziato dal governo, con 2 leggi finanziarie che trovano attuazione nel 2001 e su questo, e attraverso questo meccanismo superstradale era diventato allora, si inserisce il finanziamento pubblico anche per circa 600 miliardi di lire. Erano da erogare in 40 anni, quindi 15 miliardi circa per 40 anni, che poi sono stati tradotti in una parte del finanziamento pubblico che attualmente c'è su Superstrada Pedemontana Veneta. Perché a un certo punto il progetto diventa un progetto di finanza, project financing, esatto. Cioè era diciamo, dal 2001 in poi, in pratica, questo progetto si concretizza per essere molto più piccolo di quello che conosciamo adesso, collegava la 31 con la 27, quindi questo finanziamento, diciamo, statale, no, fatto dal governo, prevedeva una viabilità superstradale che collegasse la provincia nord di Vicenza, industrializzata, con quella altrettanto ricca e industrializzata del nord di Treviso. Da Breganze diciamo fino a Spresiano. Okay. Ecco. Ovviamente si scelse il corridoio pedemontano indipendentemente dai flussi di traffico, perché si immaginavano circa 40 accessi, diciamo uno per ogni zona industriale comune sostanzialmente, e si discusse molto su farlo o meno a pedaggio. No? Ci fu una conferenza, stiamo parlando del 2001 adesso. Quanto il finanziamento era pubblico? Comunque non era a pedaggio, immagino. Poi diventa pedaggio quando? Si inserisce una questione proposta dalla Regione Veneto, allora era presidente Galan, sostanzialmente disse: io non riesco a finanziarla autonomamente, quindi ho bisogno di remunerare il pedaggio. In quella fase, dal 2001 in poi, intervenne, diciamo, la modalità. Cioè, il finanziamento statale non bastava più? Non bastava, o era stato revocato il finanziamento? No, cioè, tuttora è entrato, tuttora, diciamo, ma faccio per spiegare. No, è entrato tuttora perché in questo momento il finanziamento pubblico, che è molto di più, diciamo, è circa 614 milioni già erogati. Di questi 614 milioni, 244 sono il residuo di quel finanziamento iniziale, perché una parte la parte mancante, circa i 56 milioni mancanti, sono stati impiegati dalla Regione per fare la programmazione della Pedemontana. Siamo nel 2001. Ecco, siamo nel 2001, conferenza di sindaci, tutti favorevoli, gestiamo la superstrada a pedaggio, diventa in sostanza. Diventa una sorta di scamotage in pratica, e comunque rimane sempre tra A31, Vallastico, e A27. Cosa succede poi negli anni successivi? Perché in quella conferenza di servizi a Castelfranco, che è un punto dirimente, ne parlava anche Zaia nei suoi interventi, praticamente si decide di accettare questa forma di progetto. I comuni sono tutti favorevoli, la maggioranza, 35 su 36 comuni attraversati dal tracciato, 30 pardon, perché non c'era il tratto ovest, no? Sono favorevoli. Cosa succede? Che nei 2 anni successivi, dal 2001 al 2003, si innesca la cosiddetta programmazione in legge obiettivo straordinaria. Diciamo che una delle prime 5 opere che il governo Berlusconi mette in legge obiettivo è la Pedemontana Veneta. Una delle cose che disegna nella famosa serata da Bruno Vespa, entra anche oltre al ponte sullo stretto, eccetera, insomma, entra anche Pedemontana. E lì Galan, con il meccanismo della progettazione di finanza proposto dalla Mantovani di Baita, intendiamoci, la fonte di questo investimento, di questo tipo di investimento che è il progetto di finanza, viene messo in campo. Lì c'è una... Ecco, lì c'è di finanza, sostanzialmente c'è un privato che si aggiudica
l'appalto in base a una gara Esatto. che finanzia l'opera. Finanzia non solo il progetto. Scusi, volevo un po', così magari mi esatto, corregge. sì. Finanzia l'opera, quindi con denaro privato proprio. L'opera a un certo punto, una volta terminata, il privato rientra nel suo investimento con gli eventuali giusti guadagni, assorbendo il pedaggio. Ma qual è l'inghippo che nasce? La questione, allora, questo strumento fu utilizzato per primo in Veneto in una serie di opere pubbliche legate alla sanità. Ospedali, Sant'Orso, l'ospedale dell'Angelo, una parte dell'ospedale di Castelfranco, insomma, ce ne sono molti che hanno creato dei disastri perché poi il meccanismo remunerativo va a caricare sul servizio sanitario di fatto, no? E poi scusi da interrompere, ma c'è un meccanismo comunque che fino a un certo importo comunque gli investitori privati, chiamiamolo così, comunque incassa, quindi c'è un rischio per modo di dire. Poi c'è una garanzia eccessiva sull'investimento del privato, il quale comunque deve essere remunerato, no? E poi c'è un altro problema che vale anche per le opere autostradali, infrastrutturali in genere, no? Che io non utilizzo soldi del mio portafoglio, vado a prenderli nel ciclo del finanziamento bancario e quindi devo pagare un costo alle banche. Mediamente, scusi, sintetizzando, il finanziatore privato rischia, per modo di dire, perché se le cose vanno bene il pubblico non perde e guadagna il privato, e quindi se le cose non vanno bene il pubblico perde e il privato comunque guadagna. Sì, sto sintetizzando, giusto? Esatto, no, volevo un po' andare avanti in modo da... No, infatti quello che subentra in gioco in questo momento, all'inizio diciamo, è che nessuno si accorge che bisogna scriverli bene i contratti, perché se perdo io perde anche il privato. La questione è che c'è un rischio di impresa che io cedo come concessionario, che sono un ente pubblico, lo cedo al privato. La correggo dalla definizione iniziale, io mi aggiudico una concessione, non un appalto, sì, certo. perché l'appalto consente a dire che il rischio rimane in capo all'ente pubblico che fa la strada, per esempio, no? E il costruttore deve solo fare le opere. Faccio dei passi avanti. Mentre nella concessione di Pedemontana, non la voglio, proprio siccome stiamo nelle premesse, poi stiamo un po' raccontando. Cosa succede? Comunque va a gara questa concessione, tra mille polemiche che sono tutto in corso, legali, vince un consorzio spagnolo, contro la SIS, SACI-SIS, che vince in Pregilo Sagilo, e c'è ancora in corso una causa al riguardo, perché se non sbaglio è ancora in corso una disputa, diciamo così, no? La disputa si è completata, però in Pregilo potrebbe rientrare nel caso in cui la SIS fosse inadempiente. Quindi dichiarata inadempiente. Comincia la costruzione, tra mille polemiche ambientali, eccetera, eccetera, ma superiamo questa fase che è abbastanza nota. Siamo arrivati a un certo punto si scava il territorio, si scava il territorio, anche qui a un certo punto quelle che erano le previsioni di traffico, semplifico ma non per essere semplicista, quelle che erano le previsioni di traffico in base al quale si calcolavano gli introiti da pedaggio che avrebbero consentito alla regione di non spendere ulteriormente e al privato di portare a casa il suo giusto guadagno, queste previsioni di traffico non vengono... Sono eccessive. Allora, l'altro giorno Cuzzetti per le banche ha detto che Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, scusi se torno un esempio, avevano presentato in borsa dei prospetti falsi. Quindi diciamo che erano dei prospetti, delle previsioni non azzeccate, ottimistiche. Diciamo che erano troppo ottimistiche. Esatto. Ecco. Di conseguenza si va a parte delle crisi, dei problemi anche finanziari della SIS e così via, però a territorio sconquassato comunque ci sono dei problemi economici. Allora, come viene impostata la soluzione? Allora, emergono due problemi, no? L'eccessiva quantità di traffico che non corrisponde al dato reale, ma questo lo dichiara la regione stessa nelle more, diciamo, delle modifiche che sta cercando di fare, ma poi l'altra questione rilevante è che il soggetto privato non riesce ad avere i prestiti. Cioè, in sostanza, esatto, l'opera è partita, nella descrizione che abbiamo fatto prima, doveva costare inizialmente un massimo di 800 milioni di euro, siamo arrivati a 3 miliardi e 100. Tipicamente italiano, esatto, direi, no? 3 miliardi e 100, l'opera è anche esplosa perché l'interlocuzione Galan-Chisso-Mantovani porta l'opera da 66 km a 95, più le opere complementari, attualmente siamo a 162 km prospettati nella modifica presentata da Zaia il 7 marzo, quindi abbiamo un'opera che è ciclopica, diciamo, ne facciamo due di pedemontane sostanzialmente, una a pedaggio e una no.
per essere sintetici. La questione qual è? Il privato non riesce a finanziarsi attraverso il credito bancario, esatto. i bond, i mutui, soprattutto i mutui li potrebbe anche trovare, ma a dei tassi stratosferici. Qualcuno dice c'è la crisi, ma la crisi non ha influito sui flussi di traffico, c'è una crisi finanziaria evidentemente, quindi il sistema bancario italiano va in tilt. Nelle autostrade esistenti il traffico sta aumentando. No, cioè sta aumentando ma meno, cioè invece di aumentare del 10% aumenta dell'1, ma non sta diminuendo, non sta diminuendo. Cosa serve a dire questo che non sta diminuendo? Che l'alterazione, cioè l'aumento del traffico previsto su Pedemontana Veneta era eccessivo, nel senso che si partiva da 30.000 veicoli per avere il pareggio e si doveva arrivare per guadagnare a 50.000 veicoli all'anno, a 30.000 veicoli di media al giorno, quindi all'anno sono milionate ecco, quindi quando si parla di veicoli al giorno sono soldi di cassa che entrano, certo. No? E il flusso complessivo del gioco finanziario su Pedemontana nei 39 anni di concessione avrebbe dovuto produrre 20 miliardi di ricavi. Invece? Se questi 20 miliardi, dove sta il problema? Che il contratto dice che se mancano questi 20 miliardi ce li deve mettere la Regione. Il contratto è ancora vigente perché è stato riformato, è stato stipulato nel 2009, riformato nel 2013 e adesso stiamo aspettando la riforma del 2014. Qui nasce la discussione sulla tassazione dei veneti con l'IRPEF, no? Giusto? Esatto, per cui a un certo punto il ragionamento si rende conto che sta rischiando di cassa propria, cioè per garantire un soggetto che non trova i propri soldi, cioè anche per fare il cantiere non trovi i soldi, il cantiere appunto costa 3 miliardi, la quota del privato è 1 miliardo e 600 milioni perché lo Stato ha messo 614 milioni. La differenza, cioè facciamo 600 più 1 miliardo e 6, vengono fuori circa 2 miliardi e 2, la differenza sono IVA e oneri finanziari, costi del mutuo, del finanziamento bancario, sono circa 800-900 milioni che mancano, anche quelli li deve mettere il privato, quindi il privato dovrebbe mettere 1 miliardo e 6 più gli oneri fiscali e finanziari, insomma. E si arriva alla proposta di tassare... Zaia dice, per salvare questa cosa io devo intervenire. E siccome per intervenire in questo momento e aiutare la sopravvivenza del cantiere, anche proprio tecnica del cantiere, devo fare un prestito. L'unico soggetto che presta i soldi in questa occasione è quello istituzionale, Cassa Depositi e Prestiti, con un mutuo di 300 milioni alla Regione. La Regione lo girerà alla SIS e poi viene modificato radicalmente il contratto. Diventa un contratto in sostanza dove il soggetto concessionario, SIS di fatto, gli italo-spagnoli, vengono garantiti nel loro guadagno con circa 156 milioni di media ogni anno per 30 anni. Insomma, gli garantiamo di incassare 7 miliardi all'ordo. Perfetto. Ecco. Il flusso di cassa complessivo viene ridimensionato perché Regione Veneto dice avremo meno di 30.000 veicoli, circa 27.000 veicoli al giorno, che comunque sono tanti perché vuol dire prendere il 100% dei flussi di traffico tra Treviso e Vicenza e metterli in autostrada, che è una cosa allucinante. E quindi in questo modo di fatto il flusso di cassa comunque viene ridimensionato e comunque è alto, è intorno ai 12 miliardi. E quindi per tappare il buco? Ecco, per tappare il buco a un certo punto la Regione dice, siccome c'è una serie di vincoli comunitari, fiscal compact, eccetera, se io faccio un mutuo di 300 milioni devo comunque avere un introito di cassa, no? E quindi devo garantirlo, no? E quindi ci metto l'IRPEF, perché il bilancio regionale è al limite, sono note le censure annuali che fa Corte dei Conti Veneto, no? Al bilancio della Regione Veneto perché non è in linea con alcuni parametri, poi lo sistemano e comunque riescono a passare le forche caudine di Corte dei Conti del Veneto sul bilancio, quindi c'è un'attenzione particolare. E quindi lui deve coprire, ecco, quindi ovviamente questi 300 milioni che poi passerà a SIS li restituirà progressivamente, Zaia e il ragionamento dicono con un mutuo che restituiremo in circa 20 o 30 anni, insomma adesso non ricordo il tempo, ma comunque con una rata di circa 16 milioni all'anno. Qual è il problema? Che nel momento in cui nel momento in cui qualcuno dice che l'operazione che Zaia ha inventato adesso è una radicale trasformazione del contratto, no? Caricando ancora di più il rischio sul pubblico, non funziona questo gioco ed è quello che ha scritto Corte dei Conti l'altro ieri, il 10 maggio. La Corte dei Conti è entrata in campo perché ha controllato, stava verificando... Allora, la Corte dei Conti è un arbitro, sì. È un arbitro che molti hanno chiesto, tra cui i comitati, io sono uno di quelli che ha
presentato documentazioni. Diciamo che la Corte dei Conti è in campo dal 2013, prima con la Corte dei Conti del Veneto e poi dal 2015 con quella nazionale. La Corte dei Conti sta facendo un'ispezione, un'attività ispettiva sulla pubblica amministrazione in essere messa in campo dalla Regione Veneto, e soprattutto abbiamo dimenticato di dire che dal 2009 l'attività su Pedemontana era gestita da un commissario voluto dalla Regione, Vernizzi, l'ingegner Vernizzi, che è uno dei massimi dirigenti della Regione Veneto, lo è stato, adesso è presidente di Veneto Strade, e l'ha condotta con le norme del commissariamento straordinario. È come se ci fosse stato il terremoto di Amatrice sulla Pedemontana, alla stessa stregua. Ha i poteri completi in pratica. Ed è decaduto perché non è stato rinnovato al dicembre 2016. Ecco, torniamo sulla Corte dei Conti. La Corte dei Conti è intervenuta nel 2015 facendo una serie di attività e ponendo alcune domande. 2015 le prime domande sono concluse con una riunione pubblica e una prima relazione. Corte dei Conti Veneto o Corte dei Conti nazionale? Okay. Il dottor Mezzera è l'istruttore su questo piano, su questo progetto di indagine, di controllo. La prima riunione ne ha avuta una seconda nell'ottobre del 2016 con un'ultima relazione, no? E con una serie di punti. Ad ogni relazione corrispondevano delle misure che le autorità amministrative competenti sul progetto dovevano prendere. Nella prima fase, tra il 2015 e il 2016, le ha garantite il commissario. Adesso, con la fase conclusosi a novembre 2016, doveva essere la Regione, visto che un mese dopo è subentrata. E ci sono 6 mesi di tempo per dire che cosa si intende fare. Cioè, Corte dei Conti dice, se non siete d'accordo con quello che dico, lo dice la legge, anzi no, Corte dei Conti. Se non siete d'accordo con quello che dice la Corte dei Conti, entro 30 giorni dovete dire perché no, motivandolo. Se no, dovete dire entro 6 mesi che cosa fate concretamente e cosa state facendo. I punti sono 13 perché sono i 13 punti che dal novembre 2016 sono in sospeso. E sono I punti li abbiamo già pubblicati, poi sono pesantissimi. Quindi chi vuole andarseli a guardare li può guardare su Vicenza. Però quali sono quelli più pesanti che oggi mettono a rischio l'opera? Allora, i più pesanti sono 3 sostanzialmente. I più pesanti sono 3. Uno riguarda la procedura che ha messo in campo la Regione Veneto, il punto 4. La procedura che ha messo in campo la Regione Veneto, avevamo praticamente un contributo in conto, cioè un contributo al progetto, diciamo, 614, da 173 milioni pubblici siamo saliti a 614, e poi c'era un contributo durante l'attività dell'opera di altri 500 milioni, quindi alla fine la Regione e lo Stato avrebbero messo un poco più di 1 miliardo e 100 milioni, quindi avevamo 2 forme di finanziamento, prima e durante i lavori e poi durante l'esercizio, cioè durante i pedaggi. Quei 500 milioni contribuivano nei primi 15 anni a garantire i flussi mancanti, diciamo. C'era un'ipotesi, sì, certo. è stato fatto un giochetto, c'erano delle esclusioni e degli sconti ai veneti, perché i 70 comuni, i 36 interessati, più altri nella cintura pedemontana, trevigiana e vicentina, erano esclusi dal pedaggio. In realtà adesso questa cosa qua è stata cancellata, pagheranno anche tutti i residenti sostanzialmente, perché sennò non avrebbero avuto traffico. La caduta del traffico scusi, questo è chiaro, vorrei andiamo verso un punto è questo, poi il secondo, quindi la mancanza, diciamo, l'aumento, diciamo, del contributo pubblico sarebbe, con l'ipotesi Zaia, è salita a 900 milioni prima dell'esercizio, ma durante l'esercizio a 7 miliardi. Perché Zaia ha trasformato il contratto in una specie di, come si può dire, esercizio, cioè la Regione incassa i soldi, diciamo, quindi il rischio del pedaggio, del mancato pedaggio è di fatto in capo alla Regione, e il concessionario viene remunerato per gestire l'autostrada, 156 di media all'anno, sono 7 miliardi e mezzo. Solo per la gestione? Solo per la gestione, in tutti e 39 anni. È un po' lo schema Santorsi, in cui comunque il concessionario prende un tot all'anno. Hai citato una cosa che da esperti, però insomma... era assicurato un canone annuale per i servizi che fornisce. Esatto. Però in realtà il contratto non era così. Questo è un Guardate punto. che questo qui è il punto. Scusi, ha chiesto la Corte ha chiesto chiarimento su questo punto. Sì, ma la Corte dei Conti dice che questa cosa qui è una violazione dello spirito del contratto. No, non solo, ma di conclamate, come si può dire,
norme comunitarie, cioè dice che è un aiuto di fatto. Quali sono le norme comunitarie? È un aiuto di Stato, è una violazione delle direttive europee sui contratti di concessione, sul libero mercato, cioè tu hai assunto... Altri punti chiave? Altri punti chiave sono la mancanza di... Io ho parlato prima di 162 km nella proposta Zaia, no? Perché prima erano 148, ma insomma li hanno addirittura aumentati, ma non sono aumentati gli importi, ma soprattutto la Corte dei Conti gli dice: guardate che mi risulta che di questi 162 km ci sono ampi stralci di opere complementari non finanziate nel progetto esecutivo. Domanda: perché non avete ridotto i costi? Cioè, se io faccio meno strade complementari fuori, devo ridurre, cioè in teoria ho 3 miliardi per fare quello esecutivo, ma se io mi accorgo che nell'esecutivo ho meno chilometri finanziati, devo ridurre dei 3 miliardi, oppure devo dire che non è sufficiente finanziare quell'opera con 3 miliardi. E questa è una partita molto delicata, perché tutte le amministrazioni hanno detto sì, chinando la testa sotto le forche caudine di quest'opera assurda, ammettendo che poi gli facessero le opere complementari. Ok, quindi secondo punto, mancanza di copertura delle opere complementari. Esatto, che è una cosa gravissima. Terzo punto, risulta che ci sono alcuni aspetti del progetto per cui sarebbe, diciamo, ancora da verificare la correttezza della procedura di autorizzazione tra le attività gestite dal Ministero dell'Ambiente e la Pedemontana. Il Ministero dell'Ambiente ha l'obbligo di verificare se le questioni ambientali sono state rispettate. Sono soldi. Non rispettare una questione ambientale sono ricadute sul territorio, certo. Cioè sono aumenti di costi, parliamoci chiaro, no? E il Ministero dell'Ambiente, nella nota della Corte dei Conti, dice che noi abbiamo solo il progetto preliminare. Guardate che c'è una norma europea, altra violazione europea, che dice che le verifiche del progetto preliminare, a noi ci è stato consentito di fatto di fare gli studi ambientali sul preliminare, ma poi avevamo l'obbligo di verificarle al momento del progetto definitivo. Certo. Il progetto definitivo è stato autorizzato nel 2010, quindi sono 7 anni che non sono state fatte le verifiche. E guardate che questa cosa qua comporterebbe, se fossimo io e lei che ci facciamo la casa, che il comune ci dice: tu non hai le autorizzazioni ambientali, la casa è abusiva. Allora, ha dato la Corte dei Conti nazionale a questo punto, ha dato tempo fino al 30 giugno per rispondere alle 13 contestazioni. Gli ha dato un mese, è come dire, l'ha rimandato a giugno di fatto, perché doveva consegnarle entro maggio. Sì. Perché è da novembre che ha pubblicato questa cosa, no? E ha rinviato, gli ha dato un altro mese, 30 giorni. In questi 30 giorni, in questo mese, la Regione deve rispondere in maniera congrua a queste obiezioni. Se va tutto bene, si va avanti. Se ci fossero problemi, qual è la soluzione? Il problema è... Perché allora, lei diceva prima, quando parlavamo prima, quando noi parlavamo prima, diceva che comunque oggi la Pedemontana, a parte che i comuni l'hanno accettata, l'hanno chiesta, al di là dei problemi ambientali, che non è che non ne vogliamo parlare, ma sono... Ma comunque oggi tutto il percorso è squartato, quindi non è che devi dire fermiamo e non lo completiamo. Va completata. Un esponente, io per carità, va completata se ci sono le conseguenze, perché bisognerebbe fare un'analisi costi-benefici. Cioè, faccio un esempio. La domanda è da cittadino. Io che giro per il Bassanese, vedo dei tragitti già guardi, allora, storicamente sbancati. No, ma ingegnere, siamo due tecnici alla fine, no? C'è un dato storico. La Vallastico, no? È cominciata come un progetto di un privato. La Democrazia Cristiana degli anni 50 lo ha sottratto a questo privato, in concessione era, e l'ha costruita con l'ANAS, la PRUB. Ecco. Quindi siamo di fronte a una situazione preesistente, in cui, ma non è l'unico esempio, cioè le autostrade le ha inventate il fascismo, ma sono stati storici. Insomma. Ricordiamo ai giovani, no? Sì, piccoli, Rumò, Bisaglia. Erano i tre politici del territorio, da Rovigo al Trentino, che la volevano, insomma, no? Però iniziò come una proposta privata, ma non solo... È stata nazionalizzata, ma non solo quindi, questa. Anche, dobbiamo arrivare a fondo. Quindi la proposta che noi facciamo è che bisogna fare un'analisi costi-benefici seria, no? In questo momento abbiamo solo costi, mostruosi anche, no? In prospettiva, perché pagare 7 miliardi così a uno che non riesce a... Cos'è che non riesce a fare il concessionario? Non riesce a trovare 300 milioni dalle banche per pagare gli espropri. Parliamoci chiaro, il pagamento degli espropri non è soltanto una questione che riguarda, diciamo, la buona grazia di prendersi il terreno e pagarlo, perché in questo momento non sta succedendo questo, ma riguarda anche la misura con cui io sono bancabile, no? Ha pagato molto parzialmente. Ha pagato praticamente poco più, ha pagato un 15%, circa 50 milioni. Okay. Insomma, ma vuol dire che io vado in banca e chiedo un mutuo
siccome faccio la funzione del pubblico, sono io privato che devo espropriare i terreni, questo dice la legge. Sì, no? sì, sì. E allora loro hanno fatto l'atto di esproprio, ma non hanno hanno pagato, per dirla in Veneto. Il punto qual è? Che è la misura con cui un privato, che deve fare un'opera, è bancabile, è garantibile alla banca. È solido, solvente. Perché tu hai la possibilità di prenderti un colpo, segnare in rosso le uscite di 300 milioni e hai delle garanzie. Questo è un problema, perché non si è verificato. Da quando è che hanno cominciato il cantiere? Dal 2011. Scusi, il rischio, allora, ecco. E poi dobbiamo terminare. Sì, terminiamo, se no ma penso che siamo stati chiari comunque. No. Diciamo sì, allora, il problema attuale, pare di capire, a parte... Tra i problemi attuali c'è il dover pagare gli espropriati, la SIS ha in cassa i soldi per completare l'opera, a parte gli espropri, quindi mancano anche quello. Domanda, scusi un secondo. Prego. Quindi lei dice, stiamo sintetizzando, ma e poi pubblicheremo, abbiamo già pubblicato il documento, lo pubblichiamo tutto, ma lo ripubblicheremo anzi. Deve intervenire la regione, è stata a Santi Veneti per completare un'opera. Quest'opera va comunque completata per tanti motivi, perché comunque chiedo scusa perché comunque è tutto sbancato. Cosa fa? Si lascia tutto a cielo aperto? Un attimo, volevo arrivare. La SIS nel frattempo io ho letto che ha vinto un'altra gara in Italia, la Roma Latina. Ecco. Allora, la SIS questa è l'Italia che funziona oppure l'Italia alternativa? Visto che... No, la Roma Latina aveva un problema perché Regione Lazio gli ha chiesto di garantire, però il meccanismo con cui si garantisce questa finanziabilità molto spesso è cartacea, cioè anche su Pedemontana ha presentato un'asseverazione bancaria sul piano economico-finanziario, fatta da un istituto di credito, da un istituto che fa riferimento al credito bancario cooperativo, l'ICREA, è una banca del leasing, sostanzialmente è la rete delle banche cooperative e quindi loro hanno asseverato, però l'asseverazione, chiedo scusa, è una perizia, tant'è che il perito, il documento ce l'ho, dichiara di aver garantito una cosa sui dati di altri, quindi non garantisce i dati propri, no? Cioè, in realtà poi l'asseverazione vera l'ha avuta quando ha chiesto il mutuo a Cassa Depositi e Prestiti nel 2015 e SIS gli è stato detto non ti prestiamo il 1,6 miliardi che devi, non sei. Questo gliel'ha detto anche la Banca Europea degli Investimenti. Chiudiamo un po' con una cosa. Ecco. No, aspetti che veniamo a un punto delicatissimo. Finiamo. L'IRPEF è stata introdotta per un anno. Io mi domando se a queste condizioni che ho descritto possa restare in piedi soltanto per un anno. Secondo me no. Quindi è una questione gravissima. La Lega e Zaia sono esposti a mettere una tassa per fare una strada e per aiutare un privato. L'altra questione qual è? Che il Corte dei Conti, è vero, tanto aseverta, bisogna finirla. Il Corte dei Conti dice però che è solo una riga, che devono rispondere entro il 30 giugno, anche perché sta valutando profili relativi al danno erariale che coinvolgano soggetti partecipanti all'operazione su SPV. No, io non dicevo che va a completare, nel senso che deve essere... Dico che comunque, siccome è tutta sbancata, adesso anche fisicamente... No, ma noi abbiamo detto come comitati che l'operazione si può fare a certe condizioni, tagliando i rami, non si possono costruire 162 km. Scusi, Giorgio Meletti del Fatto Quotidiano ha detto pochi giorni fa alla presentazione del nostro libro, ROI, la Fondazione Demolita, ha detto che c'è il rischio che il flop della Pedemontana Veneta, cioè il costo della Pedemontana Veneta che si riverserà sulle spalle dei contribuenti veneti, sia uguale o superi il costo del flop delle due banche venete. In questo momento può superarlo perché abbiamo in campo, scritto nero su bianco, che Regione Veneto deve rispondere per 20 miliardi. Io la ringrazio perché penso che torneremo su questo argomento. Volevo soltanto dire a chi ci ascolta che abbiamo invitato logicamente anche i rappresentanti della maggioranza e anche della regione. Abbiamo chiesto anche un parere, una opinione aggiuntiva a Luca Zaia, e oggi è impegnato, per cui contiamo che ci arrivino anche delle osservazioni da parte della regione, al di là dei comunicati stampa che sono tutti utili, quelli pro e quelli contro, ma ci piace anche parlare. A fare un dibattito con Luca Zaia, perché io sono disponibile quando vuole. Io la ringrazio e ci torniamo. Grazie. Penso che ci dovremo tornare. Grazie ancora. Grazie.